questa settimana sono offerti gentilmente da BLM Group, main sponsor del Montecchio Maggiore Calcio, azienda leader a livello mondiale nella produzione di macchine per taglio laser, curvatubi e sagomatubi, ha sede a Cantù in via Selvaregina 30. Grazie anche a Turn SRL, ha sede a Trissino in via Postale Vecchia 18, azienda specializzata nella lavorazione di metalli ed ottone per la produzione di minuterie di alta precisione per i più svariati settori. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Fabrizio, nel tabellino del primo tempo ho segnato 6 conclusioni in porta per il Montecchio, tra cui un rigore sbagliato e una traversa, e poi ci troviamo sotto 1-0. L'analisi della partita esatta, il calcio lo sappiamo è strano, alla prima palla buttata lunga su una disattenzione nostra abbiamo preso gol, non siamo riusciti il primo tempo a chiudere già la partita, perché il primo tempo si poteva già chiudere la partita anche in maniera dico sicura, perché 1 o 2 gol si potevano fare sicuramente. Secondo tempo abbiamo preso un altro gol che potevamo evitare, una palla da ferma, abbiamo preso una punizione a 3/4, un cambio gioco, cioè sono gol che non puoi prendere, e poi il resto ci abbiamo provato, l'abbiamo riaperta e alla fine purtroppo non siamo riusciti a recuperarla. Secondo me si deve ripartire comunque anche dagli ultimi 10 minuti, perché dall'80° al 90° Ma noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, penso che il primo tempo è stato nettamente dominato, il secondo tempo si è riaperto con il raddoppio loro, quindi non è stato poi facile rientrare in partita. Ho provato a fare qualche cambio, provando a cambiare qualcosa, in parte ci siamo riusciti, la fortuna oggi non ci ha neanche assistito perché, ripeto, qualche episodio purtroppo è andato a favore loro, però c'è da portare a casa la prestazione, perché i ragazzi il primo tempo hanno fatto un primo tempo importante, non hanno concesso praticamente nulla alla squadra avversaria, anche il gol che abbiamo preso è stato un rilancio lungo da parte loro e purtroppo bisognava essere più cattivi sul pallone, però andiamo avanti, prendiamo il buono di quello che abbiamo fatto oggi, andiamo avanti a testa bassa, sappiamo qual è il nostro percorso, sicuramente sappiamo che è un percorso non facile, però andiamo avanti a testa bassa a lavorare.